Ben ritrovati cattoliche dintorni. In quest'ultima puntata vi raccontiamo la giornata dell'Open Day, un'occasione per conoscere da vicino i corsi di laurea, parlare con i docenti e gli studenti che già frequentano i corsi di laurea dell'Università Cattolica. Vediamo insieme questo servizio. Perché oggi sei all'Open Day della Cattolica? Per guardare la facoltà di Scienze del Servizio Sociale. Scienze dell'Educazione. Infermieristica. Facoltà di Lettere e Filosofia. Facoltà di Lingua. Matematica. Scienze linguistiche e letteratura straniera. La Facoltà di Scienze della Formazione. E Scienze Matematiche. Мы помним о тебе, мы обязательно вернемся, снова вспыхнет солнце. Perché proprio in Cattolica? Perché mi sono informata, conosco delle persone e sono tutti contenti. Così. Perché è vicino a casa, comodo e poi mi sembra un ambiente bello, carino, per cui... Perché me ne ha parlato bene parecchia gente e quindi sono interessata a questa università. Non lo so, perché ho due mie amiche, quindi mi hanno consigliato. Perché la Cattolica, essendo qua a Brescia, mi sembrava comoda dal punto di vista logistico, essendo io della Valtrompia, e perché l'offerta formativa è molto interessante. Come ti chiami? Monica, Monica, da che scuola vieni? dal Liceo Medio di Villafranca, socio-psicopedagogico. Sei qui per guardare che facoltà oggi? E Scienze della Formazione, in particolare dell'Educazione, dei bambini dagli 0 ai 3 anni. E vediamo, insomma, spero di trovare quello che mi interessa. Улетает лето, я его не буду ждать, я поеду догонять, мне по кайфу жизнь когда самолет. Andrea. Francesco. Da che scuola venite? Da Capirola di Lino. Dal Manin di Cremona. Perché oggi siete all'Open Day dell'Università Cattolica? Quale facoltà vorreste conoscere? Siamo venuti a vedere la facoltà di lettere. Sì, anch'io con lui con la facoltà di lettere. Perché proprio in Cattolica? Perché comunque è vicina, diciamo, qua nella provincia di Brescia e ne parlano molto bene. Perché sei oggi all'Open Day della Cattolica? Perché sono interessata a lingue, quindi mi interessa la Cattolica, perché so che è una buona università e a quello che mi interessa, quindi sono venuta a vedere. Chi è che te l'ha consigliata? È una ragazza che si è laureata qui in lingue e che me ne ha parlato molto bene. Quindi le tue aspettative sono più che positive? Sì, decisamente. Elisa Fossi, ex studentessa della Facoltà di Scienze della Formazione in Università Cattolica, oggi sei stata testimonial nella presentazione di questa facoltà per i nuovi iscritti. Sei responsabile dell'ufficio risorse umane del gruppo AB. Puoi dare qualche consiglio ai ragazzi interessati a iscriversi alla tua facoltà? Sì, quello che mi sento di dire è quello di fare tanta esperienza durante la carriera scolastica, soprattutto all'estero. L'università dà tante possibilità per approfittare della conoscenza di una nuova lingua e fare esperienze di vita durante gli studi. Quindi prima di laurearsi è sicuramente un punto in più quello di fare esperienza e conoscere molto bene almeno una lingua in più, per poi affrontare il mondo del lavoro con maggiori strumenti e competitività. Marco, da che istituto vieni? Liceo Copernico. Oggi sei con l'Open Day della Cattolica per conoscere quale facoltà? Quella di lingue. Perché proprio in Cattolica? Perché è l'unica facoltà di Brescia, di Brescia città, in cui è presente il corso di studi di lingue. Perché sei qui a Brescia oggi per l'Open Day della Cattolica? Perché sono interessata, sono venuta per psicologia.
però non sono ancora molto decisa, quindi sto solo cercando. Stai orientando. Мне по кайфу жизнь, когда самолеты, поезда, минивэны и паром вместо бара возле дома. У меня огонь внутри, лучше издали смотри. Come ti chiami? Valerio, Valerio, da che istituto vieni? da l'ITC Mazzolari di Verona Nuova. Oggi sei all'Open Day della Cattolica per conoscere quale facoltà? Lingue. Ты подожди, пусть знают, мы помним о тебе, мы обязательно вернемся, снова вспыхнет солнце, когда дожди рыдают. Ты подожди, пусть знают, мы помним о тебе, мы обязательно вернемся. Dottor Ennio Ferraglio, lei è un ex studente dell'Università Cattolica, si è laureato in materie letterarie. Oggi è responsabile del sistema bibliotecario del Comune di Brescia. Che consigli si sente di dare agli studenti che vorrebbero intraprendere la carriera letteraria e frequentare la facoltà di lettere e filosofie qui in Cattolica? Beh, il mio è un esempio, come dire, un po' atipico, nel senso non rispecchia lo sbocco naturale dell'indirizzo di studi della facoltà, ma ne rappresenta comunque uno sbocco, secondo me, parallelo ma ugualmente proficuo e interessante, che è il mondo delle biblioteche o in senso lato dei beni culturali. E il consiglio che mi sento di dare è, per tutto, a parte il classico consiglio di impegnarsi evidentemente, di avere un obiettivo e di tendere costantemente al raggiungimento dell'obiettivo. D'altro lato di avere sempre ben presente il contesto, perché il contesto dei beni culturali, in particolare dei beni culturali di pertinenza pubblica, quindi degli enti pubblici, comune, provincia, Stato, Ministero, Regione, Soprintendenza o quant'altro, hanno il grande pregio di essere stabili anche perché vi sono norme di legge ben precise che obbligano gli enti pubblici a conservare, a tutelare, valorizzare i beni culturali. Di conseguenza un ambito operativo e professionale particolarmente ampio, vasto, articolato, nel quale c'è modo di spendere le conoscenze acquisite nel periodo scolastico e di far fruttare anche i titoli acquisiti. A che facoltà sei interessata oggi all'Open Day qui in Cattolica? Scienze linguistiche. Perché proprio in Cattolica? Perché è comoda a livello di posizione dove abito e poi comunque è una buona scuola. Mi hai sentito parlare bene? Sì, sì, sì. Come vi chiamate? Michele. Niccolò. Da che istituto venite? Liceo Scientifico Palazzolo. Uguale. Oggi siete all'Open Day dell'Università Cattolica per conoscere quale facoltà? Matematica, fisica. Matematica. Dottor Luca Spadafora, ex studente dell'Università Cattolica di Brescia, laureato in fisica, attualmente lavori per l'Unicredit nel risk management. Di che cosa si tratta esattamente? L'obiettivo è quello di stimare quali potrebbero essere i rischi finanziari associati ad alcune attività di investimento della banca. E per questo sono necessarie competenze matematiche e lo sviluppo appunto di modelli statistici in grado in qualche modo di fornire indicazioni su quale potrebbe essere la rischiosità associata a investimenti. Questa facoltà ti ha fornito una formazione completa nel momento in cui ti sei trovato a cercare lavoro? Beh, più che completa io direi che mi ha fornito quelle che sono le basi e questo è molto importante perché avere la possibilità davvero di dedicarsi ad argomenti fondamentali quali appunto la matematica e alcuni aspetti di natura anche culturale che poi non possono essere sviluppati chiaramente durante il corso di un'attività lavorativa, quindi è proprio fondamentale investire del tempo a livello di un percorso di crescita universitario nella comprensione di quelli che sono poi i fondamenti che poi possono essere applicati
diciamo poi nel mondo del lavoro. Un esempio ne è ad esempio il mondo finanziario. Luca, che consigli ti senti di dare ai ragazzi che vorrebbero iscriversi alla facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali? Ma io sono un sostenitore di questo tipo di corsi, quindi per me è facilissimo spingere le persone, specialmente quelle molto appassionate per questo tipo di materie, a iscriversi a questa facoltà, anche perché poi io penso sempre che se uno porta avanti il proprio percorso di studi con una grossa passione, sicuramente poi il mondo del lavoro è pronto ad accoglierlo, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. L'importante è fare ciò che a uno piace e cercare di farlo al meglio. Почему куда-то улетает лето? Я его не буду ждать, я поеду догонять. Мне по кайфу жизнь, когда самолеты, поезда, минивэны и паром вместо бара возле дома. У меня огонь внутри, лучше издали смотри. Если рядом находиться, может что-нибудь случиться. Anche per oggi noi ci fermiamo qui anche per la pausa estiva. Auguro a tutti voi buone vacanze, ci rivediamo a settembre.